Ciao a tutti, Virus101 vi dà il benvenuto e il bentornati sull'ennesima live di Elite Dangerous Horizon. Come avete potuto vedere da grafiche, live evento speciale, non durerà tantissimo, vedremo solo alcune cose al volo. Perché? Perché con mia somma gioia ho visto che oggi praticamente ehm, Frontier ha rilasciato un bel update. Chiedo scusa, la, la connessione. Che cos'è? Andava bene fino a 2 secondi fa. Mamma mia. Ok, allora, dicevo, Frontier ha rilasciato un meraviglioso April update, quasi fosse un April's Fool, nuovo e nuovissimo aggiornamento, come potete vedere da grafica e anche da grafica iniziale. E che cosa succede? Ciao Baffo Dons e benvenuto durante la diretta. Salutiamo anche Andrea. Benvenuti ragazzi. E allora, oggi, come dicevo, di cosa parliamo? Dell'April's Update di Frontier. Se la stanno smenando tantissimo sul sito, sul forum, con tutti gli update che questa nuova versione include. Io nel frattempo devo chiedervi un attimo scusa, ma non lo so, c'è la connessione che va e viene, non so che cosa stasera è, peggio del solito. E datemi due secondi, torno subito, vado a capacitarmi di cosa sta purtroppo succedendo. Un attimo, torno tra pocherrimo. Eccoci qui, torniamo in game. Allora, ho ricontrollato un attimo l'apparecchiatura super professionale che utilizzo. Sì, vabbè, per modo di dire, adesso speriamo che si stabilizzi quantomeno, perché vedo che è davvero molto poco stabile. E il bitrate più che altro ha dei drop costanti dovuti alla connettività da schifo di cui dispongo purtroppo. E fosse per il mio provider non dovrei diventare scemo con questi pseudo metodi per poter comunicare e fare le live. Ah, signore, perché a zero? Perché? Eccolo qua. Passiamo da 0 byte a 3000 kilobit, eccetera, eccetera. E boh. Adesso vedo che cerca di stabilizzarsi e niente. Dovrò rinunciare a iniziare le live alle 10:30. Dovrò ripristinare la vecchia nostra modalità delle 10:45, perché ho visto dalle 10:45 in poi la connettività resta stabile, anche se in questo momento vedo che si sta assestando. Ma speriamo che regga. Nel 2019 essere presi in queste condizioni è davvero la follia più totale. No, niente, non esiste. Madonna, quanto mi fanno arrabbiare queste cose. Non è possibile. Ho fatto una preview prima di test e la connessione filava bella liscia. E invece ora no, non c'è modo di stabilizzare la connessione. Ci sono dei momenti in cui va molto bene, dei momenti in cui precipita giù a bestia. Comunque, vediamo di riuscire a fare qualcosa. Nel caso giovedì in cui mi papocchio tutta la nave, torniamo a noi e andiamo avanti.
avanti, sperando che i problemi tecnici di connettività non siano troppo pessimi e vediamo di andare avanti. Vedo che adesso si sta assestando su Good e finché è buono di cosa andiamo a parlare. Allora, nuovissima interfaccia nave doccata, ci dicono dove siamo, quanti crediti abbiamo, quindi qui se la menano con nuove statistiche dei comandanti in alto a destra del vostro menu screen, effettivamente è vero, le hanno messe qui. La nave poi in sottofondo e un bel carousel del Galnet, come vedete what's happening, qui lo vediamo qui, non c'è nulla di cliccabile e quindi vabbè, grazie Frontier, c'è un bellissimo carousel non cliccabile. E abbiamo un tasto che come vedete è continuiamo il gioco, hanno cambiato un po' il format e andiamo a vedere cosa comprende questo continue. Come vedete abbiamo sempre il nostro bellissimo open play. Sì, boh, non so se sia dovuto, no, ma non penso sia dovuto agli aggiornamenti Windows, è proprio la rete che sta andando a melma stasera. Comunque, dicevo, Open Play, eccolo qui, piccola spiegazione di cos'è l'Open Play, Private Group Session, Solo Play, Arena e Training, quindi le stesse cose che avevamo prima presentate in un modo un po' più da gioco, quindi un po' più bello e... Ok, sta rilaggando di nuovo. Vedo che si sta ripigliando. No. Si sta ripigliando, no. Si sta ripigliando. No. No, non esiste. Stasera proprio, cioè, non ce n'è. Non ce n'è. Chiedo scusa a tutti, scusatemi un attimo. Scusate, ma davvero stasera è incredibile. Non ce n'è, non ce n'è, non ce n'è, non ce n'è, non ce n'è. Non ce n'è per nessuno stasera. Vediamo se riesce a ripigliarsi. Ok. Adesso è ripartita pian pianino. Mi fermo un altro mezzo secondo e scusate un attimo, torno di là a vedere perché devo anche spostarmi dal PC perché purtroppo devo fare questa cosa perché ho il dispositivo di trasmissione che non è proprio qui vicino, 4300, 3800, dai, stai su buona lì, 3300, ok. 1900, 1701, 899, è una cosa incredibile ragazzi, se vedete i grafici della connettività qui in questo momento è sconvolgente la cosa, è sconvolgente, davvero incredibile. Nel 2019 non riusciamo ad avere una dannatissima connessione stabile. 2019 nessuna connessione stabile. Sono davvero non posso dire la parola che sto pensando in questo momento. Ok, adesso resterà anche in chat questa cosa. Allora, speriamo che rega, arrivo fra mezzo secondo, scusatemi un attimo, torno subito di nuovo. Ok, ecco, niente, come non detto, sta precipitando di nuovo, è rimasto stabile per un attimino. Sembra che quando mi metto in una determinata posizione adesso dovrò calibrare anche come io mi posiziono, perché sembra che la mia persona stia bloccando il segnale della rete, perché come sapete trasmetto col 4G e purtroppo sta succedendo qualcosa di strano. Sembra che in base a come mi dispongo, come mi siedo sulla sedia, le cose funzionino o non funzionino. Comunque, torniamo a noi, visto che adesso ho un attimo di segnale, spero che di riuscire almeno a farvi vedere queste due cosette, volevo fare proprio una roba veloce di 10-15 minuti, comunque, torniamo indietro. Allora, abbiamo
come dicevo, da menu, un menu tutto nuovo, il continuo dove possiamo continuare la nostra partita come in molti altri giochi. Tornando al menu andiamo al social. Nella tab social c'è tutta la parte che avevamo prima dei gruppi, blocked, report, friend e tutto il resto, quindi qui possiamo gestirci un attimo tutte le cose che facevamo prima con un'interfaccia leggermente diversa. Sì, è un po' carina, sì, ho visto che anche la chat è in ritardo. Non so se dipende da me, se dipende da YouTube o da cosa, perché il segnale qua a casa mia adesso si è un po' stabilizzato. Forse sarà YouTube che è in super intasato ste ore, non lo so, non lo so. Comunque ragazzi, dai, speriamo... niente, non ce n'è. Ho dei cali di segnale che sono devastanti con la D maiuscola e vediamo intanto di sfruttare quei pochi momenti in cui la connessione resta buona per poter vedere in live proprio questo update che hanno rilasciato oggi. Difatti dicevo, ho deciso di fare questo special April's update che è più o meno un April's Fool per molti aspetti, e non vorrei scatenare flame come nella beta precedente che ho commentato con le mie personali opinioni. Comunque vi ricordo, sono mie personali opinioni. Andiamo nelle option, quindi terzo pannello. Abbiamo detto continue, ok, open play, session, tanto quanto prima, social, tutta la parte dedicata ai friend, ai gruppi, eccetera, eccetera, e quindi options. Options dove vediamo la tab per gestire i controlli, change your control, quindi Frontier hanno aggiunto un po' di informazioni in relazione a cosa fa ogni bottone, in questo caso bottone verticale, e nelle opzioni possiamo sistemare i controlli, la grafica, l'audio, il network, e your network settings and port settings, vabbè adesso non lo apro, credits, tutti i credits del gioco, e poi vedo il tastone della morte. Commander Virus 101 will be deleted. All progress will be lost and you will need to create a new save to continue playing. Cioè, ma stiamo scherzando? Ma chi è dentro Frontier che ha avuto la geniale idea di mettere questo tastone? Cioè, cioè io mi immagino gente che ha giocato migliaia di ore, si trova il tasto per pulire tutto, ti hackano l'account, ti premono un tasto e tu hai perso 10.000 ore di gioco, 1000 ore, 500 ore, 700 ore, quello che sia. E non capisco proprio l'utilità di questo bottone. Non c'è nessuna utilità in game, perché tanto comunque se faccio una cosa adesso o dopo posso fare tutto, non ho nessun limite o cosa. È per chi magari fa PvP per pulirsi la fedina penale o altre cose? Non lo so, non lo so. Però abbiamo il tastone, è in questo momento un po' nascosto dalla chat, ma abbiamo il tasto nuovo aggiunto per pulire il nostro save. Follia. Follia, follia, mi fa proprio paura questo tasto, perché dopo aver investito tante ore di gioco, saper di poter cancellare, poi magari ci sarà anche una procedura che ti chiede 700.000 conferme, non lo so, non voglio premere questo tasto perché non so come funziona e non voglio pulire i miei dati. Io ho il mio comandante e utilizzerò il mio comandante durante la mia partita. Perché? Perché magari la gente si lamentava che non poteva cambiare nome una volta messo dentro, fateci cambiare il nome, cioè dateci la possibilità di cambiare magari il nome del comandante, come succede anche su Steam. Normalmente su Steam io posso cambiare il nome visualizzato all'interno di Steam in ogni momento. E aggiungete uno slot 2 per i personaggi nuovi, quindi magari posso creare 2-3 comandanti con un unico account. Non lo faranno mai perché ovviamente si aspettano che voi compriate un'altra copia del gioco. Io personalmente non capisco proprio l'utilità di questo clear save. Guardate, me ne vado anche via perché così minaccioso lì proprio non mi piace. Comunque, questi per quanto riguarda intanto un attimo i primi update che sono visivamente osservabili subito. Allora, entriamo un attimo velocemente in solo, e tanto non devo andare in giro, non devo fare niente. Pilot, Federation, District, bla bla bla, dopo lo vediamo da forum. Quindi alcuni hint, come ormai va di moda da qualche anno durante i loading screen, in modo che il gioco possa fornire qualche suggerimento ai giocatori, soprattutto ai nuovi giocatori che entrano in Elite. Questo è un update, da quello che ho visto, molto orientato alle new entry. Quindi
un attimo una cosa del genere. Poi entriamo in gioco, quindi dopo un attimo gli int che ho visto un po' un completamento di una fase informativa proprio del gioco, andiamo a vedere cosa cambia. Fondamentalmente cambiano molte cose nel navigation tab. A questo punto hanno spostato un po' più a sinistra i filtri e le varie cose, tasto per resettare i filtri velocemente, invece il tasto per settarli e come vedete adesso io li setto e lui dopo un po' si rende conto di cosa io voglio vedere o non voglio vedere. Comodo e utile, sì, assolutamente. Galaxy Map e System Map restano invariati, solo più piccoli e con una piccola icona qui a destra, quindi abbiamo più spazio per vedere i nomi degli elementi spaziali, degli elementi in gioco e tutta una nuova serie di icone che dovrebbero farci visivamente capire molto più velocemente di cosa si tratta e che cos'è, cosa posso trovare dentro il sistema, stazione o quello che sia qui nel navigation tab, quindi abbastanza comodo. Andrea mi conferma che c'era pure prima? Dai, ma non l'avevo mai visto. Allora, chiedo scusa, non avevo mai visto la possibilità di cancellare il pilota. Non mi ero neanche, guardate, per la tipologia di gioco che è Elite non mi ero neanche mai posto il dubbio se fosse una cosa che si poteva fare. Chiedo scusa per aver detto una minchiata come l'ho detta prima, però è una procedura che davvero non capisco, non lo so, non lo so. Perdere tutte le ore di gioco per ricominciare ex novo, sinceramente, aspetto l'offerta e mi ricompro il gioco a 20 euro, quindi io personalmente preferirei così, come dicevo, opinione mia personale, quella cosa non mi piace e non mi piace vederla neanche così bella in grande, la possibilità di eliminare tutto quello che ho fatto con una passata di guanto così e via tutti. E almeno penso da quello che c'è scritto lì proprio ti whippano completamente il comandante e te ne devi creare uno di nuovo. E quindi ok, quindi grazie ad Andrea per la conferma di questa cosa, ribadisco, non mi piace, è una cosa che fa paura dover perdere anche solo l'idea di poter perdere tutto quello che ho fatto in un gioco come Elite, non lo so, non mi piace. Comunque andiamo avanti, dopo il navigation abbiamo il transaction tab dove vediamo tutte le varie missioni, le varie cose, i contact e qui rimane tutto abbastanza invariato. Le altre modifiche che ho visto sono un attimo qui in giro, soprattutto nella parte ship, dove vediamo adesso una nuova tab con la Flight Assistant dove possiamo gestire Flight Assist on e off e il rotational correction on e off. Questo è molto divertente spegnerlo se volete parcheggiare o cercare di parcheggiare senza correggere automaticamente il vostro allineamento con lo starport, quindi questo qui è un po' comodo. Per il resto insomma ci sono un po' di modifiche che hanno fatto in giro soprattutto nella parte di compravendita e di un po' di interfacce di gioco. Andiamo a vedere nelle commodities, abbiamo un compravendi leggermente nuovo, come vedete, buy e sell, adesso è cambiato tutto. Se io voglio vendere qui ho tutti dei dati nuovi, vediamo anche dati nuovi, dei dati un po' filtrati con alcune informazioni aggiuntive, il Galactic Average che abbiamo sempre avuto, ma ancora nulla di ordinabile qui in alto, quindi io dovrò sempre scorrermi questa cosa e neanche nessun filtro da tastiera per poter inserire una stringa. Magari facciamo per esempio clothing, scrivo clo e mi viene fuori tutto quello che ha clo dentro. Non c'è questa possibilità, quindi niente. Buy sell, quindi abbiamo detto qui come dicevamo, quindi non posso neanche ordinare in base a supply e altre cose, quindi sì, delle cose belle, nuove, molto più comode per capire se andiamo a comprare o a vendere, e invece no. Allora, compare markets, vedete, search market, quindi posso andare a fare un search system, mettiamo che ne so, Sol,
Ok, e qui posso comparare i prezzi con altri market, eccetera, eccetera. Vediamo suggested market e quindi alcune cose un po' comode finalmente all'interno del gioco. Quindi sì, questo ci piace. Filtri, eccolo qua. Come vedete adesso possiamo filtrare e gestirci un attimo le varie cose. Quindi se andiamo su mercati un po' più grandi abbiamo delle cose in più che sinceramente ci stavano e ci piacciono. Ok. Restock all press ok to return to station services. Ok. Andiamo nell'advanced maintenance, vediamo cosa dobbiamo fare restock di quei 10 crediti. Ah, il paintwork, no, 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 il paintwork sta bene a 0 perché è giusto che stia a 0. Ok, mission board, andiamo velocemente, la mission board siamo più o meno come al solito, quindi solite missioni, eccetera, eccetera, eccetera. Passenger lounge. Sto scorrendo velocemente quello che troviamo, come vedete bene o male siamo lì. Contacts, Universal Cartographics, poi procediamo oltre. Sì, vado qui velocemente, come vedete siamo praticamente sempre sulla stessa barca, qui non è cambiato praticamente granché. Ecco qui, vedete cosa possiamo sbloccare. Ah, posso già sbloccarli. Guardian, Gauss, Fixed, Guardian, Plasma Charger, Shard Cannon. Questi potrei anche andare a sbloccarli. Questi ancora no. Ok, un po' di moduli nuovi, dai, un po' che ci sono dentro lì, ma non è lo scopo di questa diretta. Universal Cartographics. Ok, eccoci qua con un bel po' di dati, 763.000 crediti cucuzze di dati solo tornando da Maya, quindi direi che esplorazione oggi ripaga abbastanza. Comunque volevo andare a vedere un'altra cosa insieme con voi, vi ripeto che io quando guardo queste cose le vedo per la prima volta insieme a voi di update e quindi vado un po' per tentativi e per tentoni. Come dicevamo, ecco qui il nostro Grand Commander Virus 101 Discoveries Knowledge Base e hanno aggiunto il Pilot's Handbook. Che cos'è? È il nostro codex. E quindi hanno detto che hanno aggiunto varie cose qua dentro dove vediamo mining, quindi introduction, basic e quindi tutta una serie di informazioni sul funzionamento del gioco, quindi una bella guida che ci può aiutare a capire come funzionano tutti i vari aspetti del gioco e quindi anche a capire come poi gestirlo. Quindi vediamo anche per esempio il bounty hunting, Xeno Hunting, Salvage and Rescue, Trade and Smuggling e qui vediamo un bel po' di cose. Quindi Smuggling Introduction, Equipment, come vedete proprio molto basilare, come vi dicevo sì si può fare smuggling ma è allo stato attuale è davvero davvero una cosa un po' pagliaccia secondo me qui dentro Elite non ripaga e non è divertente quindi siamo un po' presi maluccio. E, 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 Ah, ok. Grazie Andrea che ci conferma che per rinominare il comandante basta mandare un ticket a Frontier. Sì, immaginavo che ci fosse qualcosa del genere, io grazie a Dio non ho mai dovuto farlo, però penso che possano dare questa possibilità. Ho sbagliato proprio brutalmente a scrivere il nome, penso che valutino situazione per situazione. Una cosa interessante comunque che vedo è una diretta associazione tra le icone che vediamo qui e quelle che vedevamo nel navigation. Oh, ho sbagliato, sbagliatissimo. E quelle che vedevamo nel navigation tab, eccole qua. Quindi, come vedete, qui molto probabilmente avremo cose da fare, quindi saranno delle location fatte tipicamente per esplorazione, trading, cos'era, mercenary work, queste qui, e quindi tutte queste icone che vediamo qui a sinistra identificano che tipo penso di cose si possono fare su quelle stazioni o all'interno di quel sistema. Quindi come le vedete qua, mercenary work, il bounty hunting, il trade and smuggling, l'exploration, che è questa piccola bussola messa lì, e quindi possiamo capire e avere finalmente questo doppio riferimento. Niente, la connessione proprio non ce n'è questa sera e quindi qui andiamo un attimo a chiudere. Bene ragazzi, detto questo mi sposto velocemente su un'altra cosa
e quindi su quello che cos'è, che lo staff member Will Flanagan ha postato in relazione, eccolo qui, in relazione all'update che stiamo guardando. Allora, quindi alcune cose sul main menu le abbiamo già viste, quindi come vi dicevo, added commander details in the top right corner, quindi aggiunti i dettagli del comandante nell'angolo top right. Sì, grazie, hai messo la mia... È morta la connessione. No, ha ripreso, dicevo. E hanno aggiunto questa cosa. Add news carousel del Can Display Galnet Headlines, veramente utilissimo, una feature senza la quale non si poteva vivere, ma vabbè, cioè, l'hanno messa e va bene così. Hit tips are displayed in the loading screen, l'abbiamo visto anche prima, i suggerimenti nel loading screen. Player's current main ship is displayed as background, quindi ci stanno praticamente descrivendo quello che abbiamo visto in 5 secondi prima, non mi soffermo oltre. Commander creation, updated the new commander flow to make process more informative and engaging, quindi questo non lo so perché dovrei fare un nuovo account per capirlo, quindi hanno detto che avranno sistemato le procedure di creazione del nuovo comandante. Ship selection screen now display more information on the ship. Ah sì, ok, una cosa che non avevamo visto, Starport Services, Shipyard, eccolo qui, una cosa che non avevamo visto, Ship Selection Screen. Hanno detto che mostravano più informazioni, ma dove sono? A me pare che sia tutto uguale a prima. Boh, magari sbaglio, che ne pensate voi? Sicuramente sto sbagliando qualcosa. Comunque, usciamo, torniamo alla nostra pagina. Player can now choose to start in the DROMI system e permette di controllare the PIL in the Pilots Federation e Standard Package Location. Perché hanno aggiunto il Pilots Federation District. Questo tutto fatto per aiutare i nuovi piloti. Quindi un'area limitata ai piloti e ai nuovi giocatori. Si vede che ci sono stati dei problemi di pick-up all'interno dei sistemi iniziali, dove magari i nuovi giocatori arrivavano i pick-upper a farsi 4 risate con le Federal Corvette, i Cutter, le Anaconda armate fino ai denti e tirandoli giù. Quindi hanno creato, diciamo, una safe zone per cui i nuovi giocatori possono farsi le ossa senza dover necessariamente doversi già scontrare con i piloti di vecchia data o con pirati potenti o quello che sia. Quindi questo è quanto. Dopo ve lo lascio leggere un attimo a voi con calma. Allora, vediamo invece altre parti, tipo i nuovi moduli, l'Advanced Docking Computer, che ci consente una Cutting Edge Guidance Control to the Ship Computer, quindi tutta una roba nuova che ci offre nuove launch option alongside the Assisted Docking Function, quindi ci saranno delle funzionalità nuove per partire, quindi qualcosa del genere, magari metteremo in automatico altre cose. Io vorrei sapere se a questo punto noi come piloti possiamo ancora giocare o se avviamo il gioco e gli diciamo guarda fai così e io me ne vado via, ci vediamo fra 10 minuti, quindi non lo so. Super Cruise Assist, altro modulo di assistenza al volo. Regula l'approach towards the set location within the current system and to disengage the drive at the appropriate time. This module can also be used to enter orbit. Questo è praticamente quello che facevamo noi prima visivamente e manualmente nel regolare la nostra velocità di avvicinamento per poter eseguire un drop sicuro all'interno dell'area dove volevamo fare il drop. Se montiamo il Super Cruise Assist, allora adesso ci sarà un modulo automatico per fare questa cosa. Potevano includerlo nei sistemi di bordo delle navi perché tanto non vedo perché dobbiamo averlo come modulo. Potevano aggiungere queste due cose qui direttamente nella nave, poi se uno vuole le usa, se uno non le vuole non le usa e si fa le cose a mano. Ok, nel caso in cui uno sbaglia si fa il suo bel loop of shame e basta, finisce lì. E invece no. Comunque, in tutta questa cosa notiamo che planet side targets are excluded. Instead, they will engage the planetary orbit function of the computer and the commander will need to manually guide the ship to the ground destination. Quindi abbiamo fatto i compiti a casa, ma non proprio tutti.
Ok, quindi se dovete atterrare sui pianeti, arriverete col Super Cruise Assist, arriverete fino dove dicono qua, al Planetary Orbit, e dopo il Planetary Orbit ve lo dovete fare ancora a mano. Vabbè, ci può stare, dai. New Flight Assistance Section to the Ship Tab l'abbiamo visto prima, quindi dove possiamo attivare e disattivare il Flight Assist. Nel momento in cui avremo questi due moduli nuovi nella nave, avremo, oltre il Flight Assist, avremo anche tutte le opzioni per l'autodock, l'autolaunch, rotational correction e questa cosa che si chiama Hyperspace the Throttle e requires the Super Cruise Assist mode. Switch on throttle will automatically set to 0 on entry a new system. Quindi cosa vuol dire? E quando facciamo il jump, se abbiamo il Super Cruise Assist, mi raccomando, deve essere per forza un modulo, potremo a questo punto avere i motori a 0 invece che a 250.000 come quando siamo partiti. Vabbè. Cose davvero utilissime che senza queste proprio non si poteva stare, sinceramente, non lo so. A mia opinione personale, tutta questa sezione è assolutamente inutile. Ci sono molti più problemi da risolvere che non nuovi moduli da fare, anche perché non abbiamo spazio per metterli dentro le navi. Ok. Ovviamente mia opinione personale, poi ovviamente visto così, poi magari li proverò, se si dovessero rivelare effettivamente utili, beh, ben venga insomma, quindi questa è la mia prima impressione così su due piedi, visto quello che dicono. Navigation Tab l'abbiamo vista prima, tutte le nuove iconette, tutte le robe nuove, eccetera, eccetera. Pilot's Handbook, come abbiamo visto anche qui prima, hanno messo una guida al gioco, questa era una cosa assolutamente utile e invece questa cosa sì, sono contentissimo che l'abbiano fatta perché finalmente possono aiutare veramente un nuovo giocatore che entra in game e almeno può avere delle informazioni di base da cui partire. Hanno messo anche un Training Simulation Access in cui possiamo fare delle simulazioni dal cockpit della nave vabbè, ok, e quindi possiamo anche capire come funziona una cosa senza doverla necessariamente fare con tutti i pro e i contro che questa cosa comporta. Fare un po' di training fa sempre bene, soprattutto per i giocatori nuovi. Infatti, come dicevo, è un update molto dedicato a una player base fresca fresca, quindi ai giocatori che si approcciano ad Elite per la prima volta. Commodity Market Interface, eccoli qui come vedevamo prima, buy and sell screen, added filter, added suggested markets, help button, supply demand icon e altre cose nuove, highlight mission rated rare goods by screen, eccetera eccetera, quindi tutta una serie di cose nuove. Bug fixes and improvement, tra un po' arriveremo al nodo che secondo me andrà a distruggere il PvP per il prossimo periodo dentro Elite. Allora, over 800 fix, quindi hanno fatto più di 800 fix grandi o piccoli e ce ne sono alcuni di carini. Per esempio, sistemato un comportamento strano nell'Assassination Mission, l'intelligenza artificiale dei pirati adesso once the player responds after they demand cargo, quindi hanno sistemato l'intelligenza artificiale dei pirati che adesso funzionerà coerentemente dopo che domandano il cargo. Beh, dai, è un bel update, è un bel fix. Ci hanno messo solo 4 anni per farlo, dai, non è male. 2 anni e mezzo, 3 circa, più o meno. Sto sbagliando? Sì, 2015-2019, sì, sì. Diciamo ci hanno messo solo circa 3 anni per farlo, ma vabbè. Meglio tardi che